tutti voi, bentrovati a questo nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Prima dei consueti collegamenti dal territorio, un aggiornamento, le ultime novità per quanto riguarda le contromisure per contrastare l'impennata di contagi in Friuli Venezia Giulia. Questa mattina alle 11:30 la conferenza stampa convocata dal Presidente della Regione Massimiliano Fedriga. In estrema sintesi, che cosa prevede l'ordinanza del governatore? Intanto che già a partire da venerdì di questa settimana la provincia di Udine e la provincia di Gorizia, quelle nelle quali si registra il maggior numero di contagi, saranno in zona arancione e lo saranno per 2 settimane. Restano in zona gialla le province di Pordenone e di Trieste. Di fatto la prima volta che vengono adottate misure diverse per territorio, quindi a seconda della provincia. Quello che era successo in passato era l'individuazione di zone rosse limitate a comuni nella quale c'era una situazione particolarmente critica per quanto riguarda i contagi. L'altra novità attesa è quella relativa alla scuola. A partire da lunedì prossimo saranno in didattica a distanza gli studenti delle secondarie di primo e di secondo grado, quindi didattica a distanza per le scuole medie, per le scuole superiori e anche per l'università. Si continuerà invece a studiare in presenza nelle primarie, quindi alle scuole elementari. Questo per darvi gli ultimi aggiornamenti sull'ordinanza Fedriga. Cominciamo subito con i collegamenti dal territorio, dando la linea alla nostra Paola Treppo, che ha raggiunto il sindaco di San Daniele. A te Paola, buongiorno. Sì, Alessandra, buongiorno, buongiorno ai nostri telespettatori. Con il sindaco di San Daniele parleremo anche di opere pubbliche, ma andiamo proprio sull'attualità dell'ordinanza del governatore. In particolare in questi weekend c'era diciamo così un movimento maggiore per quanto riguarda il turismo nella zona di San Daniele, e adesso ci sarà una nuova sofferenza per locali e ristoranti. Sì, dobbiamo dire che abbiamo registrato nel mese di febbraio un buon afflusso di persone che dalla provincia, ma anche dalle province più lontane, sono venute a San Daniele. San Daniele, come sapete, è sempre una meta ambita per l'enogastronomia, e quindi questi ultimi weekend, complice anche il bel tempo, hanno visto una grande presenza e, sotto un certo aspetto, anche un grosso aiuto alle attività commerciali del centro storico. Ovviamente i dati purtroppo sono in peggioramento, lo vedo anch'io per quello che riguarda il territorio del San Danielese, e quindi questa impennata ha richiesto le misure che il governatore poco fa ci ha illustrato, e quindi da venerdì torneremo in zona arancione. Cosa che per noi vuol dire anche, per quanto riguarda le scuole, la chiusura dell'ISIL Manzini, quindi l'istituto superiore, da lunedì, che tornerà a didattica in distanza, e anche delle nostre scuole medie, che erano già state chiuse durante il mese di gennaio, un pezzetto di febbraio, proprio a causa della pandemia, di un caso di Covid piuttosto diffuso. Qual è la situazione adesso a San Daniele per quanto riguarda i contagi? Beh, stamattina avevamo 46 persone positive in isolamento e circa 16 in quarantena, quindi siamo scesi rispetto ai picchi di alcune settimane fa, però questa discesa si è completamente arrestata, e quello che posso notare con dispiacere e con preoccupazione è che delle persone in isolamento ben 8 sono ricoverate in ospedale, che è un dato importante. Noi al massimo eravamo arrivati a 2 persone ricoverate in ospedale, quindi sta a significare anche che il virus è in una fase abbastanza aggressiva e sta colpendo più forte del solito. C'è comunque una buona notizia che arriva da San Daniele per quanto riguarda l'ospedale. Sì, per quanto riguarda l'ospedale, da inizio mese abbiamo ripreso l'attività ambulatoriale, era già attiva, ma abbiamo ripreso anche l'attività chirurgica, in particolare con ortopedia. Proprio nella giornata di ieri si sono riattivate le chirurgie, e quindi 10 posti letto messi a disposizione per l'attività ordinaria,
e il dottor Covolato ha già ripreso con i suoi interventi. Chiaramente siamo in una situazione molto liquida e quindi bisogna accompagnare quello che è l'andamento dell'epidemia e io spero che le scelte del governatore Fedriga, cioè di cercare di prevenire, di stringere il prima possibile per queste prossime 2 settimane, possano garantire un soffocamento e comunque un mantenimento dei dati sotto controllo affinché l'ospedale possa continuare a operare e magari nelle prossime settimane, passato il picco che è previsto per metà mese, anche aumentare proprio la sua attività. La speranza anche per chi fa turismo naturalmente è che il momento della Pasqua sia poi un momento di apertura in sicurezza. Sì, la Pasqua ovviamente per le attività del commercio e del turismo è un momento importante e questa mossa presa in anticipo credo che possa garantirci una maggior libertà proprio verso fine marzo e i primi di aprile, quando proprio cade la Pasqua. Questo è l'augurio che ci facciamo tutti. Ecco, se possiamo parlare anche brevemente dei lavori pubblici, tra l'altro ieri sono state prese alcune decisioni importanti per la cittadina di San Daniele del Friuli. Sì, ieri sera abbiamo presentato una variante al piano regolatore, la variante 93, che andrà a incidere anche sulla ritirazione dei vincoli e su nuovi vincoli che vengono introdotti proprio nella pianificazione di San Daniele. Questo per diciamo, favorire lo sviluppo della città in un'ottica di medio-lungo periodo. Parlando di opere pubbliche, questa settimana, notizia importante, è iniziata la demolizione dell'ex Ipsia, proprio lunedì, nel giro di un paio di settimane verrà conclusa e nella seconda metà dell'anno finalmente avremo la possibilità di costruire il nuovo archivio comunale atteso da 20 anni. Allora ringraziamo il sindaco di San Daniele Pietro Valent per la sua disponibilità e ti restituisco la linea, Alessandra. Grazie allora a Paola Treppo e al sindaco di San Daniele. 2 precisazioni in merito all'ordinanza del presidente Fedriga. Abbiamo detto che da venerdì cambiano i colori, provincia di Udine e provincia di Gorizia in zona arancione, restano in giallo le province di Pordenone e di Trieste, questo a partire da lunedì. Per quanto riguarda la didattica a distanza alle medie, alle superiori e all'università, il provvedimento scatta da lunedì prossimo. L'ordinanza ha valore per 2 settimane, quindi salvo diverse indicazioni, salvo diversi provvedimenti, si dovrebbe tornare alla normalità con lunedì 22 marzo. Nel corso della conferenza stampa di oggi è stato detto che in base alle indicazioni che sono arrivate dall'Istituto Superiore di Sanità, il picco dovrebbe essere previsto, il picco di contagi dovrebbe essere previsto subito dopo la metà del mese di marzo. A seguire appunto è atteso un miglioramento della situazione, un miglioramento che si dovrebbe percepire in maniera chiara e netta a partire dal mese di aprile. Il presidente della Regione Fedriga ha quindi detto: approfittiamo della stagione calda, quando appunto la situazione dovrebbe essere più tranquilla, per accelerare sul fronte dei vaccini. Dobbiamo vaccinare più persone possibili nel minor tempo possibile, ha detto il presidente della Regione Fedriga. Ci fermiamo, facciamo una breve pausa per la pubblicità, poi di nuovo in diretta con A Voi la Linea. Di nuovo insieme con A Voi la Linea, si è aperta oggi a Casarsa una grande mostra dedicata al maestro della fotografia Elio Ciol nel giorno del suo 92esimo compleanno. L'esposizione con 120 opere, in parte inedite, sarà visibile fino a giugno nella sala espositiva dell'ex municipio. Respiri di viaggio, Casarsa dedica una grande mostra ad Elio Ciol che parte oggi proprio nel giorno del suo 92esimo compleanno. Allora maestro, intanto tanti auguri anche da parte di Telefriuli, e poi insomma la bellezza di queste foto. Lei ha girato tutto il mondo e qui c'è un piccolo compendio di tutto quello che lei ha visto e fotografato.
Bene, siamo qui a inaugurare a presentare queste immagini, insomma, sono immagini che ho raccolto nel tempo durante questi viaggi e sono dei ricordi molto belli, eccezionali, anche per me stesso, insomma, che rivedo dopo diversi anni, mi danno un po' di gioia, mi sento più giovane, ecco. Da Casarsa lei è partito, ci vive, ci lavora anche attualmente, però ha girato tutto il mondo. Qual è il posto che le è rimasto più nel cuore? Questo è un po' difficile dirlo perché sono stati molti e vasti e tanti, insomma, ecco. E ogni volta dicevo ma ritorno anche per mio conto dopo in pace a vedere e documentare anche più ampiamente, però dopo non è mai successo, ecco. Che cosa ha rappresentato per lei la fotografia, se si può raccontare in poche parole? Beh, la fotografia per me è la vita stessa, insomma, perché ho cominciato fin da ragazzo nello studio di mio padre e dopo man mano ho cresciuto un po' alla volta e con tante occasioni di lavori anche molto, molto belli, perciò ho completato praticamente tutta la mia vita con la fotografia. Ecco. Ho avuto occasioni diverse nel percorso della mia vita, anche nel campo della fotografia d'arte, specialmente quando ho fatto documentazione con il professor Gian Hennessy, che studiava il Donatello, e lui è stato entusiasta delle mie fotografie, mi ha chiamato appunto anche a Firenze a rifare delle fotografie che lui aveva già documentato secondo il mio modo di vedere, eccetera. Perciò, e dopo l'ha scritto anche nella prefazione del grosso volume. C'è una fotografia che le sarebbe piaciuto scattare che non è riuscito a scattare? Beh, ci sono diverse fotografie che non sono riuscito a scattare per motivi, magari si passava anche di corsa davanti, e una cosa eccezionale e poi pure non si è potuto fare, insomma, ecco. Ci sono diversi momenti, ecco, però è un po' difficile adesso ricordarmi, insomma. Viviamo in un momento, insomma, complicato per via della pandemia. Lei è riuscito a vaccinarsi? Sì, ho fatto pochi giorni, la settimana scorsa, la vaccinazione. Speriamo bene, insomma. Bisogna essere molto cauti e non approfittare magari anche delle belle giornate per sfogarsi e andare incontro anche agli altri, è meglio attendere momenti un po' più propizi e che passi questa ondata di situazione particolare. Anche per tornare a visitare il mondo, insomma, ci siamo un po' tutti fermati, però sì. Dalle sue fotografie vediamo che è talmente bello che bisogna ricominciare anche a girare. Certo, io purtroppo toccherà fermarmi per motivi di età, no? Ma agli altri le auguro veramente di poter andare a visitare questi luoghi che sono fantastici, ecco. E nonostante però tutta questa bellezza lei ha sempre scelto Casarsa come luogo di vita. Punto di ritorno è il mio paese, sono nato e sì, ho avuto sempre questa attrazione di stare nel mio luogo, nel mio Friuli. Ecco. E allora tanti auguri ancora. Grazie. Com'è stata la scelta? Perché scegliere tra le tante sue opere non è stato sicuramente facile. No, scelta estremamente problematica, intanto potete immaginare la qualità molto alta più o meno di tutto il materiale e poi per la quantità di questo materiale. Per cui già arrivare alle 120 fotografie, che comunque non sono poche, che compongono questa mostra, è stato un lavoro lungo di dialogo continuo con l'artista e vi posso assicurare che ci sarebbe materiale pronto per un altro paio di mostre sullo stesso tema. Questa mostra è frutto di una lunga gestazione perché sarebbe dovuta essere realizzata lo scorso anno, però per ovvi motivi così non è potuto essere. Ripartiamo quest'anno, ripartiamo con la speranza. Tra l'altro nessun tema è stato così azzeccato, credo, in questo momento come il tema del viaggio, che ci fa andare dove al momento non possiamo andare, ci fa sognare nuovi orizzonti, ci fa conoscere, perché alla fine è questo. Tra l'altro queste foto inedite, colorate, danno l'energia e la luce che sempre Elio ci dà, di cui veramente abbiamo bisogno in questo momento. Noi continuiamo come amministrazione a valorizzare il fondo fotografico che Elio Ciol ci ha molto generosamente donato e continueremo a farlo negli anni.
L'amministrazione comunale di Povoletto dichiara guerra alla guida spericolata, mette in funzione una dozzina di box velox in tutto il paese. Si tratta di colonnine che sono ben ancorate al terreno, registrano la velocità dei veicoli con il supporto di un agente della polizia locale. Quelle che saranno elevate, insomma, saranno sanzioni vere, non si tratta di semplici dissuasori. Siamo andati a vedere come funzionano. Massima attenzione alla sicurezza sulle strade a Povoletto con l'installazione di quello che vedete alle mie spalle, uno strumento che limiterà la velocità e aumenterà la sicurezza per le persone che vivono e transitano in questa zona. Sindaco, dove siamo? Allora, qua siamo a Grions del Torre, però abbiamo installato questi che sono dei box velox praticamente su tutto il territorio comunale. In pratica sono 13, a cui si aggiunge la possibilità comunque di utilizzare l'autovelox classico. Il vantaggio di questi contenitori è che l'autovelox viene inserito all'interno, basta un vigile, riesce a fotografare sia in un senso che nell'altro, per cui questo ci permetterà sostanzialmente non di fare repressione, ma di monitorare in maniera molto pregnante quella che è la velocità. Io da quando sono sindaco credo che il 90% delle persone che sono venute da me in municipio mi abbiano sollevato il problema della velocità nei paesi ed è una cosa che dobbiamo e vogliamo contrastare. Dove si trovano gli altri box velox, se intanto possiamo dirlo? Ma sì, sono già installati e si trovano praticamente in tutte le frazioni, quindi a Povoletto, a Salta, a Primulacco, a Savorgnano, a Ravosa e a Magredi. Sono sostanzialmente su tutta la rete stradale. I nostri vigili inizieranno tra qualche settimana l'intervento, lo faranno costantemente, quindi 2-3 giorni, 2-3 uscite per settimana, tanto basta fortunatamente un vigile per presidiare lo strumento e questo credo ci permetterà di avere dei risultati perché non si può andare avanti con persone che sfrecciano a 100 all'ora nei centri abitati. Allora attenzione perché questi box sono effettivamente funzionanti, sappiamo che in alcuni casi i box possono non avere uno strumento all'interno, invece a Povoletto saranno tutti funzionanti con il supporto anche di un agente della polizia locale. Ricordiamo che proprio a 2 passi dal punto in cui ci troviamo si è verificato un incidente stradale che solo per fortuna non ha avuto conseguenze di tipo grave. Sì, è vero, qua a Grions ad esempio è stata praticamente demolita un anno fa all'inizio del lockdown l'ancona votiva che era all'ingresso sud del paese, che è stata ricostruita grazie agli abitanti ed è stata una vera fortuna che nessuno si sia fatto male perché la macchina è andata praticamente distrutta e la persona che la guidava ha rischiato veramente di farsi male. E questo è una cosa che succede in tante realtà e credo che la velocità sia uno dei problemi principali. Grazie al sindaco Giuliano Castaneto, grazie anche all'assessore ai lavori pubblici qui con noi, Rudy Macor. E allora torniamo in studio prima di chiudere un'altra notizia che riguarda una vincita al Superenalotto. È stata convalidata a Trieste la vincita del 5 per poco meno di 68.000 euro con una giocata che è stata fatta al punto vendita Sisal Bar Danilo di Via Flavia e quindi c'è un fortunato vincitore a Trieste. Ci fermiamo qui, grazie per la vostra cortese attenzione, buon proseguimento di giornata, arrivederci.